Gli esami confermerebbero la Taurus calibro 357 Magnum, sequestrata lo scorso 14 giugno dai carabinieri di Favara ad Antonio e Calogero Bellavia, era di Carmelo Nicotra, la vittima del tentato omicidio avvenuto in via Torino. Sarebbe questa l'importante novità emersa dopo che i RIS di Messina hanno analizzato le due armi sequestrate. Oltre alla Taurus c'era anche una Smith & Wesson calibro 38 Special con matricola Brasa. Carmelo Nicotra quella pistola la deteneva legalmente e gli venne rubata nel 2010. Spetterà adesso agli inquirenti capire come mai i due Bellavia avessero quell'arma e come sia arrivata nelle loro mani. Intanto, durante l'interrogatorio di garanzia, i due Bellavia si sarebbero avvalsi della facoltà di non rispondere. L'avvocato Maria Alba Nicotra avrebbe presentato al Tribunale del Riesame di Palermo istanza di annullamento della custodia in carcere per Calogero Bellavia. La decisione dei giudici nei prossimi giorni.